Ok, vediamo. Che in teoria dovremmo esserci. La condividiamo su Sardinia Warrior perché per mia manifesta incapacità di saper avviare un live già programmato dovremmo usare questo. Esattamente, sì. Naturalmente. Non va. Cancella l'altro. Invece sono tutte cose. Eliminiamo l'altro. Ciao ragazzi, se ci siete fatemelo sapere con un commento. A breve iniziamo a rispondere alle domande. Chissà perché. Fammelo vedere. No, tengo qui. Sì, è un po' lento. Puoi metterti le cuffie e dirmi se si sente. Ti devi... Sì. Le impostazioni sono un po' così. Video. Generali. Si sente? Oh. Ok, il video invece si fa il video. Ah, ok. Non so perché mi hanno detto che il video si blocca. Ok, allora deve essere l'impostazione del programma che praticamente fa un certo ritardo il programma. Devo capire come modificarlo. Non so se avete il tasto da YouTube senza OBS. Penso di sì. Termina. Ok. Termina. No, allora. Termina la diretta. Fermo. Via. Tuk. Dovrebbe vedersi. Vai a vedere qua. Ciao. È sempre bloccato.
Attiva, disattiva. Ehi, quanti ci sono? Ciao mister Nessuno. Ciao Giovanni, cercherò di rispondere alla tua domanda. Sempre se riesco a rendere il video più diciamo scorrevole. Ok, mi hanno detto che il video è diventato scorrevole. Perfetto. Ciao Stefano. Ciao Valentina. Ok. Scusatemi ragazzi, ma con le dirette è proprio la prima, quindi insomma, capirete che... Ciao Andrea, Metal Corvo. Figata. Capirete che con le dirette, insomma, non sono proprio un esperto. Per ora, ciao Gabriele, per ora diciamo, sto usando solo Teams per fare le lezioni della scuola di specializzazione, quindi sono molto preistorico come individuo. Allora, visto che siamo un po' di persone, e c'è anche Giovanni che mi ha chiesto una domanda espressamente, iniziamo subito, bando ai convenevoli, iniziamo a parlare di datazione della civiltà nuragica. Ciao Andy. Che avevamo affrontato nell'ultimo video sulla relazione tra schinieri e possibile datazione. Insomma, Mozart o Beethoven? Allora io ascolto essenzialmente soundtrack, occasionalmente musica classica, però mi piacciono soprattutto musiche abbastanza tranquille. A parte, vabbè, in genere ascolto tutto, anche speed metal, metal, rock, soprattutto quello vecchio. Però ci sono magari giorni che ascolto hip hop anni 90, non lo so, è molto generico. Beh, certo, le colonne sonore non possono mancare, soprattutto Ennio Morricone. Io sono appassionato di film western. Ok, allora, se volete chiedermi di queste cose, ne parliamo dopo delle due domande che sono state fatte. Altrimenti le affrontiamo subito. Io sinceramente parlerei della prima domanda di Giovanni che mi ha fatto sulla datazione, sulla relazione Bronzetti-Nuragici statue di Monteprama. Non per altro, ma perché ne ho fatto anche il tema della mia tesi di laurea magistrale. Non so se lo sapete, io mi sono laureato in scienze naturali in una tesi antropologica. Ho studiato 3 crani nuragici, uno scheletro medievale che hanno subito ferite traumatiche abbastanza importanti, cioè avevano partecipato probabilmente a battaglie o combattimenti o aggressioni di qualche tipo. E ne avevo fatto una tesi di laurea che è attualmente su Accademia, la potete visionare gratuitamente. Ciao Gabriele, ora ti rispondo. Praticamente da quell'esperienza poi io mi sono preso una pausa dall'università di 2 anni in cui sono vissuto in Inghilterra con la mia compagna. Sono andato a Oxford prima, poi mi sono spostato a Reading e poi siamo ritornati in zona di Oxford a Bicester. E poi dopo quei 2 anni sono andato a Ferrara e a Ferrara ho preso la magistrale in archeologia preistorica, quindi mi considero un preistoricista. E ora sto facendo la scuola di specializzazione in archeologia proprio preistorica, non in Sardegna però. Anche se attualmente sono in Sardegna per chiari motivi di coronavirus, infatti anche la barba lunga è perché non sono più andato dal barbiere, anche i capelli. Guarda Gabriele, per la datazione della civiltà nuragica è un tema molto complesso. È un tema molto complesso, ti dirò, perché
noi consideriamo civiltà nuragica indifferentemente tutto questo ampio periodo di 1000 anni, che siamo intorno al 1800 avanti Cristo, ciao Salvatore, sino al mettiamo VIII secolo. Poi, secondo le vecchie cronologie, c'è anche chi lo spingeva all'epoca romana, con le ultime fasi del nuragico. Personalmente il nuragico finisce con siamo già nella seconda età del ferro, per me non è più nuragico. Poniamo un limite cronologico. 540 a.C., per me già lì si conclude l'esperienza nuragica. Cioè gli uomini dei bronzetti, che sostanzialmente sono in bilico tra bronzo finale, alcuni insomma, lo anticipano anche al bronzo recente come datazione, come l'allo schiavo. E altri nella teoria ribassista lo fanno arrivare, il nuragico lo fanno arrivare sino all'età al periodo romano praticamente, dopo la conquista romana della Sardegna. Cioè, rendiamoci conto che il termine nuragico è molto approssimativo, è sostanzialmente una denominazione di comodo. Esatto, sì, sì, sì. Gabriele, hai esattamente colto il punto. Quando è che noi riusciamo a distinguere tra una cultura che è propriamente nuragica e una cultura che è diversa? Il tema di cultura, in realtà, a livello archeologico, è una questione che, primo da tutti, è stata trattata da Vere Gordon Childe, famosissimo archeologo australiano, che per primo ha messo, come dire, i caratteri di che cosa sia una cultura, perché prima le culture venivano distinte sulla base dell'industria litica, del tipo di ceramica, ma potete capire che sarebbe un po' come distinguere la cultura, ad esempio, attuale sulla base della tazza che stiamo usando. E questo è una cosa che gli archeologi hanno capito ormai da un cinquantennio, più di un cinquantennio, quasi 100 anni ormai. Il metro di paragone per distinguere una cultura è abbastanza ampio, cioè non bastano solo le ceramiche e non basta solo l'industria litica. Io penso, ad esempio, avendo fatto una magistrale in preistoria, molte delle cose che avevo imparato alla triennale, soprattutto per certe culture preistoriche paleolitiche, è stato rimesso in discussione perché non si può identificare una cultura solo sulla base delle pietre scheggiate che produce, capiamoci. Quindi la stessa cosa viene applicata agli altri periodi cronologici più recenti e quindi una cultura viene definita sì sulla base delle ceramiche, ma anche sulla base delle strutture che edifica, sulla base delle altre forme materiali che produce. Cioè il termine cultura è abbastanza ampio, include tante cose. La cultura è la cultura materiale, ma anche la cultura delle concezioni che avevano queste persone. Sono dei temi che in archeologia hanno ormai una storia abbastanza recente. Si va dal processualismo, dell'archeologia dei processi cosiddetta, di scuola inglese, no, in realtà è scuola americana, al post-processualismo che è andato oltre. Cioè i processualisti, ad esempio quelli che sono considerati la New Archaeology, volevano valutare l'essere umano in sostanza come è stato scritto in alcuni articoli, come uno stomaco che camminava. Quindi toglievano tutta la parte mentale che ci contraddistingue come esseri umani, esseri pensanti, e praticamente volevano ridurre il tutto a distanze di approvvigionamento, la catena operativa dell'archeologia sperimentale. Sono in quegli anni che nasce anche il concetto di archeologia sperimentale, insomma delle cose misurabili. Con l'archeologia post-processuale si è andati avanti, hanno incluso anche la parte mentale, tant'è che se analizzate alcune delle ultime scoperte più interessanti, ad esempio sul Neolitico, si è visto che probabilmente
l'inizio del Neolitico non è dovuto al fatto che gli uomini avessero, come dire, addomesticato i vegetali e le piante, ma sembra che, cioè non erano diventati stanziali per questo, ma sembra che fossero diventati stanziali, come ha affermato l'archeologo americano che ha scavato uno di questi siti, fossero diventati stanziali perché avevano iniziato culturalmente a associarsi e a creare dei luoghi di culto, insomma, dove innalzavano queste strutture, questi pilastri a forma di T dedicati agli dei. E da lì forse c'è stata la necessità di rimanere nel luogo e insomma, di sviluppare le città. Le vecchie teorie invece dicevano che prima nascevano le città e poi nasceva, come dire, le divinità, i culti, eccetera. Beh, questa fase è stata ormai superata, per fortuna, e si è arrivati all'attuale sintesi. La sintesi con i big data, tutte queste nuove cose che stanno uscendo fuori da poco. E, insomma, per l'archeologia nuragica, visto che stiamo parlando di archeologia nuragica, scusate se sono andato un po' per la tangente, quando si parla di cultura nuragica, beh, io sono un po' dalla scuola di alcuni archeologi che identificano il nuragico come la fase in cui venivano costruiti i nuraghi. Poi il resto, alcuni lo definiscono post-nuragico, ad esempio la bronzistica. Se controllate la bronzistica nuragica, sì, c'è un forte legame con i monumenti, con i nuraghi, ma potrebbe essere anche un legame dovuto ad altre motivazioni. Liliu ovviamente faceva un pacchetto unico, questa cultura monolitica di oltre 1000 anni, in cui il nuragico era, forse al tempo nelle datazioni di Liliu metteva 1600, ormai siamo al 1800 a.C. più o meno, e il limite cronologico inferiore lo poneva 238 a.C., insomma in epoca romana. Attualmente secondo me un limite cronologico idoneo per la cultura propriamente nuragica, che tra l'altro ormai assimila anche la fase di Bonnannaro che prima veniva data come prenuragica, e dal momento in cui hanno iniziato a edificare queste strutture, quindi 1800 sino a più o meno 1300-1200, perché è il periodo dei grandi sconvolgimenti del Mediterraneo. Se controllate anche gli altri spostamenti delle popolazioni avvenuti nell'età del bronzo, sono avvenuti più o meno in quel periodo. E quindi, insomma, per tagliarla breve, sti uomini dei bronzetti sono nuragici o no? Beh, questo è ancora per me un grande dubbio. Certo, guardando ai dati genetici si capisce che la popolazione, cioè, c'è ancora un'eredità genetica che viene dal Mesolitico, se non dal Paleolitico superiore. Quindi capiamo che non c'è stato proprio un ricambio eccezionale di popolazione. E questo è avvenuto in Sardegna, e almeno questi corredi genetici così antichi si conservano perché la Sardegna all'interno è stata fortemente conservativa. Sulla costa è stato poi un altro discorso. Quindi come mi ha scritto Mister Nessuno, secondo te la Sardegna è sempre stata conquistata da qualcun altro? No, in realtà la Sardegna, a differenza di altre isole, grazie Francesco, a differenza delle altre isole, forse è stata quella che è sotto certi aspetti più resistenziale. È un po' come anche pensare a altri luoghi come i Paesi Baschi. I Paesi Baschi anche loro hanno conservato un tipo di lingua che probabilmente è pre-indoeuropea e comunque sono accomunati ad alcune evidenze delle parti più interne della Sardegna che sono abbastanza interessanti. Sicuramente anche la questione che le nostre maschere sono ovviamente non le maschere sarde, ma che c'è una comunanza tra queste maschere cosiddette, sono quelle dei carnevali antropologici, vengono chiamati, che si trovano dalla Romania alla Spagna, passando anche sino al nord in Finlandia, in Russia, in Inghilterra, anche in Irlanda e nel sud. Insomma, sono conosciuti di questi carnevali nelle isole greche,
ne stavo controllando alcuni per il sud Italia, per anche le zone più interne dell'Appennino. Ovviamente nei luoghi più conservativi queste tradizioni si sono conservate e sono spesso i luoghi più isolati, quindi anche questo ci dà da pensare. Insomma, c'è un grande discorso su tutto questo argomento. Mi piacerebbe prima o poi trattarlo a livello di scrittura. Non so se lo sapete, io scrivo libri più per passione che per ormai per lavoro. Spero che prima o poi diventi anche una forma di lavoro. Ad esempio, non so se vi è mai capitato di vederli, vabbè, Guerreris è stato il primo, De Bronzetti alle statue di Monteprama, è quello, diciamo, con cui ho debuttato come autore, basato sul lavoro fatto nella tesi di laurea triennale, che poi ho continuato per praticamente un decennio tramite varie associazioni di rievocazione storica, studiando per i fatti miei, eccetera, anche tramite l'università, ovviamente. Poi un altro è la monetazione della Sardegna nuragica, che a differenza di quanto possiate pensare, parla anche di armi, perché se è una cosa abbastanza curiosa, le prime forme di, non tanto di monetazione, di proto-monetazione, prima della moneta, venivano fatte con, ad esempio, forme di asce, lingotti, frammenti di lingotti, insomma c'è un discorso molto interessante su questa cosa. E io ho fatto alcune ipotesi per la Sardegna nuragica, che spero che prima o poi possiate leggere e magari commentare. E poi l'ultimo è Gladiatores, non so se lo vedete, combattimenti rituali nella Sardegna nuragica, che è un po' il libro a cui tengo di più, perché qua si parla seriamente e in maniera abbondante, a differenza di quanto ho potuto fare in Guerreris, che vi ho dedicato solo un paio di capitoli. In tutto questo libro si parla unicamente solo di statue di Monteprama e ipotesi sul cosiddetto pugilatore, cioè se fosse veramente armato o no di pugnale al sagamata, quello che i bronzetti portano al petto. Insomma, mi sono un po' dato da fare. Poi ci sono altri libri che ho scritto in collaborazione con i miei amici, coautori dell'associazione GRS. Da poco ho creato ormai sono 2 anni, ho creato questa associazione che si chiama Impronte di Storia, io, il mio collega Sandro Garau e altre persone. Abbiamo creato una mostra che si chiama Sold House, Soldati di Sardegna, e praticamente ricostruisce la storia di Sardi attraverso i costumi, le armi, le armature, usando questo come pretesto per poi spiegare l'evoluzione che c'è stata nella nostra isola sotto tanti aspetti, l'aspetto culturale, l'aspetto bellico, eccetera, eccetera. Certo, Andrea, adesso ne riparliamo. Ci sono state, diciamo, diverse cose interessanti a livello di armi e armature, anche abbastanza, come dire, tipiche della nostra isola. E in questa mostra un po' affrontiamo queste cose. Le affrontiamo con 21 ricostruzioni che vanno dalle dee madri alla ricostruzione del guerriero, ricostruito dalle statue stele del periodo prenuragico, dell'età del rame, quelle esposte all'Aconi soprattutto. E poi vi è una sala abbastanza grande con almeno una decina di ricostruzioni nuragiche, soprattutto di armati, ma anche di figure femminili, sacerdotesse, offerenti, capitribù, in cui praticamente spiego un po' i temi di Guerreris, in cui ci sono molte di queste ipotesi. E insomma, ci sono questa piccola mostra molto carina, piccola, non più di tanto, attualmente nel comune di Senis. Ovviamente siamo aperti a future collaborazioni, a diciamo futuri spostamenti. Chiunque fosse interessato ad averla nel proprio comune mi contatti.
mi scriva, oppure si senta con il proprio sindaco, con il proprio assessore alla cultura. Ci sono diversi video sulla mostra sul canale, se volete frugate, trovate Sold House, Soldati di Sardegna come titolo dei video, per rendervi conto di che cosa c'è. Ovviamente oltre alla mostra noi facciamo anche presentazioni di libri, serate culturali, ovviamente adesso è un po' tutto fermo, sappiamo perché, però se siete interessati dateci uno sguardo, contattatemi qui sulla pagina, dove volete, tanto vi seguo tutti i soliti canali. E niente, vi ho tediato anche abbastanza con queste indulgendo sulla mia persona. Adesso vorrei un po' rispondere alle vostre domande, che si sono anche accumulate. Quindi, datazione civiltà nuragica, il rapporto ad esempio che c'era nel video sugli schinieri dei bronzetti, per la relazione tra bronzi e statue. Di queste cose ne ho parlato nella tesi laurea magistrale, che purtroppo non è in internet. Perché? Perché è un tomo abbastanza grosso, dovrebbe essere 1 migliaio di pagine. No, non è 1 migliaio di pagine, per fortuna. Considerando la bibliografia è un 460 pagine. Ovviamente uno può dire, sì, vabbè, però 460 pagine le fai con un font, non lo so, un 30. No, è abbastanza fitta, piena di bibliografia, perché ovviamente, essendo una tesi magistrale, è stata abbastanza pesante. E lì ho affrontato il tema non tanto della cronologia, perché è un tema che hanno affrontato anche altri colleghi, ormai posso definirli colleghi, archeologi, ad esempio Nicola Ialongo, la professoressa De Palmas e tanti altri. Insomma, il tema della cronologia, della bronzistica nuragica, non c'è archeologo in Sardegna che probabilmente che studi il nuragico, che non se ne sia occupato. Tronchetti, Usai, insomma tantissimi autori, Bernardini, il compianto Bernardini. Insomma, io ho affrontato la questione da un punto di vista io mi occupo di armi e armature, guardiamo cosa c'è nei bronzetti. Ho fatto questo paragone continuo. Nella prima parte facevo un raffronto tra cosa è stato il rinvenuto di armi, cioè, non lo so, nell'età del rame, anzi alla fine dell'età del rame, inizio dell'età del bronzo. Che armi ci sono? Cataloghiamole, vediamo, paragoniamole ai bronzetti. L'ho fatto per diciamo, la fase del bronzo antico, il bronzo medio, il bronzo recente, il bronzo finale e la prima età del ferro. Beh, da queste cose si vede che le armi che si ritrovano nei contesti archeologici sono quelle di un preciso periodo, che va dal bronzo recente alla prima età del ferro. Quindi sotto questo aspetto penso che l'archeologa Fulvia Lo Schiavo non abbia così torto anzi, secondo me ha abbastanza ragione, a ipotizzare che la bronzistica sia di un periodo decisamente precedente a quello che veniva proposto nell'ipotesi ribassista, che invece avvicinava la bronzistica più al periodo punico, al periodo romano. Questo è un argomento di cui vorrei trattare nella tesi della scuola di specializzazione, vorrei proprio dedicarci, vorrei che fosse argomento della tesi, però vediamo come andranno le cose. La relazione tra bronzi e statue di Monteprama, tra bronzetti nuragici e statue di Monteprama è abbastanza... sotto certi aspetti dobbiamo considerare che non tutti i bronzetti nuragici sono presenti nella statuaria. Soprattutto la statuaria di Monteprama è molto, come dire, molto specifica. Cioè non c'è una raffigurazione di capotribù tra le statue di Monteprama, per ora. Non c'è una raffigurazione di sacerdotessa, non c'è una raffigurazione di offerente. Sono stranamente questi pugilatori, tra virgolette, arcieri, soldati con lo scudo circolare, probabile spada,
E insomma, la comparazione tra i classici bronzetti, ad esempio di Utah, o anche quelli del filone di Abini Teti, e insomma le statue di Monteprama, comunque si capisce che le statue riproducono abbastanza fedelmente quello che si vede nei bronzetti, ad esempio, di Utah e di Teti. Però non riproducono, ad esempio, invece quelli che Lillio chiamava filone barbaricino mediterraneizzante, che è sempre abbastanza complicato da dire. Insomma, cioè, c'è una particolare tipo di raffigurazione che compare in queste statue, e questo potrebbe essere utile anche per la datazione, perché ad esempio i bronzetti del filone barbaricino mediterraneizzante non hanno quasi mai armi in mano, sono abbastanza semplici, solitamente hanno un gonnellino e poco altro, mostrano il sesso in evidenza, i capezzoli, hanno questi copricapi che non si capisce che cosa siano, se siano capelli o sorta di corone. Insomma, sono poco utili da un punto di vista delle caratteristiche intrinseche che stanno esprimendo. Invece sono più utili i bronzetti di Utah, in cui sembra di riconoscere tranquillamente una spada di tipo pistiliforme in mano. Sono abbastanza evidenti quelli, insomma, di Teti, di Abini, che secondo quanto, ma anche quelli, insomma, ad esempio il bronzetto di Senor B, hanno probabilmente armi che sono state identificate dall'Allo Schiavo come spade votive, quindi quelle spade lunghe 1,40 m che si vedono nei musei, probabilmente sono le spade che hanno in mano i bronzetti. E questo, ritornando alla cosa della cronologia, come ho scritto nella mia tesi di laurea magistrale, potrebbe essere un indicatore per definire quando hanno fatto queste statuine, perché se hanno armi che sono datate tra il bronzo recente, il bronzo finale e l'inizio dell'età del ferro, è chiaro che è più probabile che quelle raffigurazioni siano relative a questo periodo, piuttosto che, non lo so, un periodo successivo in cui, da quanto anche evidenziato in quanto plologo, cioè persona che studia armi e armature, le armi utilizzate ad esempio nel VII secolo sono completamente diverse. Ci sono armi in ferro, ci sono scudi diversi, inizia più lo scudo da oplita che non lo scudo nuragico circolare. Ci sono diversi caratteri che secondo me nei bronzetti richiamano più a un tipo di armi e armature quasi dell'età del bronzo. Quindi insomma, spero di aver risposto alla tua domanda, Giovanni. Per Alex, che mi ha fatto la domanda sulla polemica che sta in questi giorni imperversando riguardo le statue di Monteprama, cosa dire? Non è una bella pubblicità per la Sardegna. Non sono contento di tutto questo, insomma, queste vicende che stanno accadendo. Personalmente il complesso scultoreo andrebbe esposto in un unico posto, in un unico sito, perché quelle statue sono state pensate per essere tutte insieme. Non ha senso separarle, almeno dal mio punto di vista. È anche vero che certe opere, quando sono presenti in musei, ad esempio, molto famosi, permettono la divulgazione e la conoscenza di un certo tipo di forma d'arte a livello molto più ampio che in un piccolo museo locale. Però io sono un po' sostenitore dei musei locali, personalmente creano più ricchezza, sono una forma anche di tutela per il patrimonio, però dobbiamo capire, e questo è un argomento molto pesante, molto scottante, e grazie Alex per avermelo fatto proprio. Dobbiamo capire che le sovrintendenze sono state create per tutte, cioè già da prima che nascesse la nazione Italia, questo tipo di organi, consulte, come venivano chiamate nel 1800, erano creati per tutelare un po' questi beni, già quando si muoveva in questo ambiente insomma, di scavi sostanzialmente che oggi definiamo sterri. Sovrintendenze hanno assunto più un ruolo proprio tutelativo.
cioè la sovrintendenza è un organo super partes che deve tutelare sui beni della nazione, beni culturali, rifacendoci all'articolo 9 della Costituzione italiana, e ovviamente questo spesso si è mostrato utile perché in luoghi dove, diciamo, vi è una commistione tra interessi locali e insomma un certo tipo di politica che si vuol fare, poi sapete, si sa benissimo in campagna di strade che sono passate sopra ville romane e altri, diciamo, abusi di questo tipo. Una sovrintendenza nazionale ovviamente agisce da organo che sta sopra le parti reali e quindi vuole tutelare, cioè il nostro tipo di tutela è quanto mai conservativo. È un po' una cosa che ormai negli anni si sta attenuando grazie all'archeologia preventiva e tutta questa sorta di nuovo modo di fare archeologia che si sta sviluppando, però ovviamente poi c'è anche un problema che le sovrintendenze sono spesso accentratrici, quindi nel caso di Monteprama, il fatto che adesso io non so per quale motivo si sia deciso di portare il restauro a Cagliari invece che a Lipunti, purtroppo non so le questioni, non so il perché, non so darvi una giustificazione, però se poi è stato assicurato che le statue sarebbero ritornate a Cabras, non c'è proprio una questione su cui discutere. Da un lato capisco il sindaco che ha voluto, insomma, porsi come in maniera abbastanza severa, poi da quello che ho capito rischiando anche conseguenze legali, non so poi come andrà avanti la vicenda, però è chiaro che siamo in bilico tra una questione che vuole preservare i beni locali, i beni archeologici che sono patrimonio nazionale e patrimonio dell'umanità, un po' come si vorrebbe fare adesso per i nuraghi, e dall'altra parte c'è anche la sovrintendenza cioè la sovrintendenza è dall'altra parte e poi c'è chi vuole tutelare insomma gli interessi locali perché effettivamente quelle statue portano lustro al territorio, c'è più. Io personalmente quando sono andato a Cabras qualche anno fa a rivedere il museo dopo tanti anni mi sono stupito dalla quantità di persone che c'erano dentro. La prima volta era stato come guida turistica, quando stavo facendo il corso di guida turistica abbastanza giovane, più di 10 anni fa, e poi ci sono ritornato praticamente 10 anni dopo, cioè era pieno di gente. Il Museo di Cabras poi è molto bello perché ha i reperti neolitici di Cucurizarrius, quindi veramente bellissimo. Quindi, insomma, è una risposta a cui, Alex, non posso darti un giudizio lapidario, cioè non posso esprimere un giudizio lapidario su questa cosa. Uno, perché non mi ritengo così tanto esperto di questioni sia di politica, perché qua è chiaro che c'è in mezzo anche una questione politica, che è poi questioni che sono decisioni poi più personali, fatte in seno alla sovrintendenza, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, è abbastanza complicata la questione. Rispondendo alle altre domande, spero, insomma, in qualche modo di averti dato una risposta, non dico accettabile, ma quantomeno soddisfacevole. Abbiamo parlato del limite iniziale e finale nuragico, almeno per quello che mi riguarda, anche se sono stato un po', come dicono in inglese, rambly, cioè un po' magari ho preso da tutte le parti. La questione della Sardegna sempre conquista di qualcun altro, ma onestamente no, perché ci sono, se guardiamo la storia dell'Inghilterra, io ci ho vissuto, quindi insomma, mi sono occupato anche un po' della loro storia locale, poi notare che la storia inglese è conosciutissima nel mondo, chissà per quale motivo. Cioè, i vincitori scrivono la storia. Sono sicuro che se oggi stessimo parlando francese su internet come lingua ufficiale, probabilmente staremmo più parlando delle battaglie, della storia dei francesi che non degli inglesi. Comunque,
gli inglesi hanno avuto una storia in realtà di continue conquiste. Se ci pensiamo, da praticamente gli uomini mesolitici, poi sono arrivati i neolitici e hanno portato un nuovo tipo di concezioni megalitiche, poi ci sono stati i campaniformi nell'età del rame, alcune cose che sembra di poter scorgere anche e rintracciare nelle leggende, ad esempio, irlandesi e nelle saghe, diciamo, anche le saghe celtiche. E, insomma, hanno avuto un continuo via vai di conquiste e conquistatori. Ma pensiamo ai romani che comunque sono andati, già i celti che si sono sovrapposti alla precedente popolazione. Poi ci sono anche evidenze per l'età del bronzo, ovviamente, perché compaiono delle spade che prima non c'erano. E insomma, poi stavo parlando dei romani che hanno praticamente invaso la Britannia celtica, dopo i romani gli anglosassoni, dopo gli anglosassoni le invasioni dei normanni, dei danesi, insomma. La storia inglese, secondo me, è un buon metodo di paragone. La storia sarda in realtà non c'è questo continuo via vai di conquistatori, è più secondo me un mito, cioè hanno sempre voluto imporci questa visione di sardi effettivamente sempre conquistati, ma non è la realtà. Poi gli spostamenti delle popolazioni, l'arrivo, come dire, di elite di comando, quella è una cosa continua, comune. Non è tanto un cambiamento di popolazione, cambiano le teste che controllano dall'alto la popolazione. Quindi, insomma, non vedo questo, almeno attualmente, con la storia degli studi attuale, non vedo questa demarcazione netta per dire Sardegna l'ha sempre dominata dall'esterno. Per quanto comunque mi sembra sia lecito pensare che come sardi non dobbiamo focalizzarci tanto sulla storia, su questa visione magari opprimente della storia. Gli inglesi sono fieri del loro passato, ad esempio, romano. E una cosa che mi ha sempre lasciato abbastanza perplesso è alcuni tipi di elite, ad esempio il periodo delle migrazioni barbariche, in cui pare non ci sia stato tanto un cambiamento di popolazione quanto un cambiamento di queste elite. Lo stesso è successo in Sardegna con la dominazione, vedete, tra virgolette, la dominazione vandala, però poi le persone erano sempre le stesse, cioè quelli che coltivavano, quelli che andavano in nuraghi e continuavano a mettere le lucerne come facevano probabilmente i loro predecessori e i predecessori dei loro predecessori, sino ad arrivare al periodo nuragico. Insomma, io ho questa visione della storia, cioè è un continuo flusso con vai e vieni, di cui secondo me noi dobbiamo essere studiosi, cultori e saperla valorizzare. Rispondendo allora io non sono proprio non faccio continui streaming. Speriamo comunque di farne uno in futuro. Guerrieri di Medinet Habu, insomma, questi Shardana, se notate nei miei libri non parlo mai di Shardana, Shardan, perché ci voglio ancora vedere chiaro. A me piace dire le cose quando son sicuro di quello che dico e non quando, non lo so, mi son letto una pagina su internet e vado a ripeterla. Voglio avere delle prove per affermare certe cose. Anzi, in proposito, grazie Andrea Metalcorvo per quello che hai scritto. Mi fa piacere, anche se purtroppo su quel guantone c'è stata un po' una vicenda che è stata poco piacevole con altre persone che ne hanno parlato al posto mio e che non mi hanno citato, insomma, ci sono anche dei ricostruttori che sono dietro questa cosa, dopo che l'ho proposta, non mi ricordo, dovrebbe essere nel 2016, avevo scritto un articolo e poi ovviamente ho messo il video in internet e là già altri che avevano ricostruito il guantone proprio da pugilatore, con le borchie eccetera,
hanno subito cambiato interpretazione, non mi hanno ovviamente riconosciuto niente, ora ne parlano come se fosse una loro idea. Prima che ne parlassi io del guantone da pugilatore si parlava, cioè, di una forma di pugilato, punto. Non si parlava assolutamente di armi, se non in un'ipotesi di Zucca in cui lui parlava dei pugilatori come degli inermi contro a delle persone armate. In realtà penso di avere il piccolo merito di aver trovato la pistola fumante proprio nel guantone dei pugilatori e quindi determina che quelle ferite non sono create da altri, ma sono create da pugilatori che combattono l'uno contro l'altro. Pugilatori sempre tra virgolette. Quindi, comunque, grazie Andrea. Speriamo di parlarne insomma, dei guerrieri di Medinet Habu. Ne ho fatto una ricostruzione, se dovesse interessarvi. È una ricostruzione che non ho ancora fatto vedere su internet. Ho ricostruito un elmo proprio di questi guerrieri, l'armatura insieme al mio collega dell'Associazione Impronte di Storia. Abbiamo ricostruito anche un fante egizio, un soldato, tra virgolette un guerriero filisteo, e insomma abbiamo un bel po' di materiale che stiamo aspettando di esporre in qualsiasi comune sia interessato ad ospitare la nostra mostra. Diciamo, we are on sale, guys. Poi, rispondendo alle domande, devo un po' ritornare su, scusatemi. Del limite del nuragico ne abbiamo parlato. Sardegna sempre conquistata? No. Ok, sì, Gabriele, allora questa cosa è interessante, cioè sino a quando la cultura di un popolo e gli usi hanno continuato a essere stati utilizzati, almeno dalla popolazione. Beh, la cultura è qualcosa che si evolve, è come la lingua, non è qualcosa di statico. La nostra lingua lo sappiamo, perché la nostra è una lingua, cioè, tengo sempre a precisarlo. La nostra lingua delle parole prese dallo spagnolo, delle parole prese dal sabaudo, delle parole, cioè ci sono delle percentuali ovviamente, un tot di percentuale di questo, di quello. La base sembrerebbe comunque un substrato di lingua latina, una lingua comunque derivata dal latino, almeno per quanto affermano i più grandi studiosi della materia. Poi io non sono un linguista, non so darvi un giudizio su questo, quindi come quando non so le cose mi limito sempre a dire quello che viene detto a livello ufficiale. La cultura nuragica personalmente sotto certi aspetti, quindi sotto certi aspetti puntuali, potrebbe essere aver avuto uno sviluppo, diciamo, penso sino al periodo alto medioevo, forse no, forse un po' prima, fine impero romano, inizio periodo delle invasioni barbariche, penso di sì, perché comunque la questione di Ospitone, il duce dei Dux Barbaricorum dovrebbe essere, insomma questa cosa che c'è stata di cristianizzare la sua popolazione, era chiaramente una popolazione pagana, però a che livelli e quale tipo di paganesimo fosse interessata, da quale tipo di paganesimo fosse interessata questa popolazione, questo è abbastanza ignoto. Ci sono delle evidenze che fanno capire che ci fu una penetrazione di elementi punici anche sino alle zone interne, ad esempio a Ballao venne ritrovata questa colonna con una triplice iscrizione in latino, greco e lingua fenicio-punica, che comunque documenta l'utilizzo di queste 3 diverse forme di scrittura e quindi probabilmente anche di linguaggio in una zona abbastanza centrale. Poi insomma io di questo paese, di Ballao, ho un certo ricordo perché ho parenti che vengono da Ballao. Comunque, sidetrack. Per questa questione, probabilmente penso che alcuni elementi, non tutti, si possano rinvenire sino a quel periodo.
Sì, Giuban, la tesi è su accademia.edu. Si chiama Dal combattimento alla lesione, indicatori di traumi, non mi ricordo. Scusami, è un titolo lunghissimo. Comunque la trovi su accademia.edu, della mia pagina. La mostra è stupenda. Quando riaprono i musei? Beh, speriamo presto. Sembrava che li avessero riaperti, poi li hanno richiusi. Non è un periodo felice né per chi ha attività commerciali né per chi gestisce la cultura, quindi noi come associazione attualmente abbiamo la mostra a Senis. La mostra è in fase di stallo. Se il comune sarà interessato a rinnovarla, la rinnoveremo lì, ma io sono aperto a collaborazioni con qualsiasi altro museo e comune, anche di cui magari voi siete residenti o domiciliati, insomma, se riuscite a farmi contattare dal vostro assessore alla cultura o dal sindaco, o se mi dite guarda c'è un interesse, puoi chiedere a loro. Ben accetto, siete più che benvenuti nel fare questo. Ci state dando dentro con i commenti. Guardate, allora, su questa storia della provenienza della lingua, diciamo, della lingua nuragica, poi parlano in sostanza di questa base che dovrebbe in teoria essere la matrice di cui doveva in teoria essere composta questa lingua nuragica. Beh, ci sono tantissime ipotesi, idee, teorie al riguardo. Già il professor Sardella di Isili ne parlò in tempi non sospetti. Poi se ne sono occupati altri, Salvatore Dedola, insomma, ne conosco i libri. Io purtroppo non sono linguista, quindi non vi posso dare una risposta sotto questo aspetto. Certo che ho visto da poco un libro di Salvatore, cioè non un libro, un video di Salvatore Dedola su YouTube. E in questa enciclopedia della lingua, non mi ricordo, lingua sciardana forse, lui parlava del fatto che nel suo lavoro parlava anche di armi e di armature. E lì mi si è illuminata la lampadina, perché armi e armature fortunatamente è una delle poche cose che capisco abbastanza bene. Insomma, ho più di 10 anni di esperienza sotto questo aspetto, e quindi sicuramente se mi capiterà di analizzare il lavoro, mi butterò a capofitto su quei capitoli, perché e quei capitoli per me saranno una cartina a tornasole, perché se in quelle pagine vedrò confermate le cose che so al riguardo, allora di conseguenza giudicherò anche tutto il resto del lavoro come potenzialmente buono. Se invece verrò, insomma, non so, magari non accadrà mai, ma se invece avrò un feedback negativo, adeguerò questo feedback anche al resto del lavoro. Questo è il mio metodo di lavoro per tutto. Cioè, quando non ho i mezzi di paragone o non ho le conoscenze adatte su una questione, non ne tratto, a meno che non, in quell'argomento specifico non inizi a entrare nel mio campo di interesse. Se entra nel mio campo di interesse in cui io ho delle conoscenze specifiche, e allora posso dire la mia, allora me ne interesso. Altrimenti evito, non che non siano teorie o ipotesi valevoli di attenzione, semplicemente non ritengo di avere il metro di giudizio per poter dire sì, questa è qualcosa su cui realmente ci sono delle basi scientifiche per poterlo utilizzare, anche se non ho quelle conoscenze come base di partenza per poi fare altre cose. Allora, insomma, ad esempio, per farvi un paragone, ci fu una persona che studiò per quasi tutta la vita le false carte d'arborea, cosiddette. Quella persona alla fine della sua vita scoprì che queste carte erano false. Quindi aveva dedicato tutta la vita a studiare qualcosa che non esisteva. Quindi il quanto tempo una persona si dedica a un argomento non è necessariamente conseguenza di quanto sappia padroneggiare quell'argomento. Solitamente si dice, se qualcuno sa spiegarti una cosa in poche parole,
della serie a prova di stupido, allora quella persona padroneggia quell'argomento, altrimenti no. E per farvi un esempio, io faccio scherma, una persona una volta era venuta da noi dicendo: ah, io faccio questo da 10 anni. Sapeva fare solo quello, non lo sapeva neanche fare bene, perché quando certe cose si fanno senza aver avuto un determinato tipo di studio, un determinato tipo di istruzione, anche un determinato maestro, si ripete sempre l'errore. Fare quella cosa per 10 anni non vuol dire farla bene. Allora, wow ragazzi, quanto scrivete. Mi fa tantissimo piacere, però sono molto contento che in questo streaming, tra l'altro è quasi un'ora di streaming, quindi wow. Siete ancora 13, avevamo iniziato in 13 e siete rimasti più o meno 14-13. Ah, avete scritto grazie Cesare per la mostra di Senis. Spero che tu l'abbia vista o comunque che tu possa vederla se non l'hai ancora fatto. Barbaricino, albanese, gli albanesi sembrano capire una lingua sarda molto interessante. Sì, Manu, hai assolutamente ragione. Queste cose, se anche non, diciamo, dietro magari non c'è uno studio perché qualcuno, non so, che se n'è interessato, magari non ha necessariamente un titolo, che cavolo ne so, che è un linguista, un glottologo, però ha evidenziato certe assonanze. È interessante magari capire perché esistono queste assonanze. Per farvi un esempio, ci sono state diversi spostamenti di popolazioni, ad esempio dalla Grecia alla Sardegna, in tempi recenti. Dovrebbe essere Montresta o un altro paese in quella zona, che la comunità che si trasferì era di origini greche. Alcune parti della nostra lingua, ad esempio, non so se vi è mai capitato di entrare in un ristorante greco, ma loro chiamano madringianu quello che noi chiamiamo pedringiano, la melanzana. Ed è una cosa interessante, probabilmente è derivato dal periodo bizantino, o forse non lo so, anche un periodo precedente, qua dovrebbe esprimersi un glottologo. Ci sono diverse di queste cose. L'evidenza che ci sia qualcosa non necessariamente deve essere sempre ricondotta a tempi atavici, però è interessante che ci siano queste cose che esistano e cercare poi di spiegarle. Spero che tu faccia un video in proposito che tratti le tue idee e le tue conoscenze incrociate a quelle di Dedola, che siano positive o negative. Grazie Francesco, lo spero anch'io, tempo permettendo, perché tra scuola di specializzazione, libri che voglio fare, video, mostra da seguire, cioè mi piacerebbe avere il dono dell'ubiquità. Il canto a tenore mi piace molto, mi piacerebbe impararlo, penso non imparerò mai. Mi ha stupito vedere che il canto a tenore è stranamente somigliante alla forma di canto che fanno alcune tribù della Mongolia, il throat singing, e questa cosa è interessante perché si somma anche ad altre somiglianze, ad esempio il fatto che la backhold sia molto somigliante alla strumpa e che anche le popolazioni della Mongolia abbiano una sorta di strumpa o backhold, insomma questo tipo di lotta a vinghiati, che poi è un tipo di lotta che si può far risalire almeno alle popolazioni sumeriche. Quindi quando l'ho vista, wow, mi sono abbastanza illuminato. Poi non sappiamo a che periodo. Certo, a volte viene da pensare che una distribuzione simile di certe forme culturali deve avere delle origini molto antiche, perché comunque se è così tanto diffusa, cioè dalla Mongolia alla Scozia e alla Sardegna, un'origine antica almeno, non lo so, mesolitica, neolitica, paleolitica, età del bronzo, età del rame, deve averla. Poi capire quando è avvenuta questa cosa è molto più difficile. Andrea, ti rispondo brevemente sulle monete. Dov'è? Accidenti, è finito. Eccolo qua. Se riesci a procurarti questo, lo trovi anche in Kindle, quindi 3-4 euro. Magari riesce a darti qualche chiave di lettura su questo argomento. Le monete più antiche
sono effettivamente puniche in Sardegna. Ma io non parlo di monete, cioè ok, monetazione, ma monetazione può essere tante cose. Io parlo di proto-moneta, cioè prima della moneta, del conio effettivo che si faceva, che dovrebbe risalire intorno al 600-700 in Asia Minore, anzi, non ricordo ora chi avesse proposto le prime monete in elettro, una mistura di oro e di argento naturale, in Libia. Adesso sono veramente oberato dalle cose, però sì, è su Amazon. Cerca la monetazione nella Sardegna nuragica di Alessandro Azzeni e poi magari mi dirai se ti è piaciuto. Ho visto la mostra a Senisi in un porto mondo nuovo, nota la sacerdotessa nuragica. Grazie Cesare, allora ok, mi fa piacere che l'hai vista. Molto simile anche abiti e balli. La questione degli abiti è abbastanza complessa, perché comunque abiti dipende da che periodo stiamo andando a vedere gli abiti. Gli abiti sono una forma di Francesco, sono una forma di scambio, proprio nel termine. Facciamo un esempio di una forma di scambio di oggetti organici, ad esempio le conchiglie. C'è tutta una storia dietro l'evoluzione della moneta, ad esempio, il paragone banale, prima si scambiavano conchiglie. È interessante che alcune popolazioni, ad esempio del Pacifico, scambiassero delle pietre, dischi di pietra enormi, dischi di sale. Ovviamente queste forme di premonetazione avevano un senso laddove certi oggetti non erano disponibili e venivano scambiati anche su grandi distanze, però ovviamente certi oggetti che hanno un valore in sé è diverso da quello della moneta vera e propria. La proto-moneta è una forma di scambio di beni metallici che hanno un valore e spesso hanno un peso. Quando poi assumono come dire, dei marchi che ne attestano la qualità, la validità, il valore, allora lì cambia tutto. Ci sono degli esempi per la Sardegna nuragica, ad esempio è comune a livello europeo per le asce, si suppone che alcune forme di asce fossero utilizzate come forma di scambio protomonetale, per alcuni lingotti, per i frammenti e i lingotti oxide. Io ho trattato di questo nel libro, perché comunque una civiltà complessa come quella dei bronzetti si sta bloccando il video. Ah, benissimo, proprio. Ci voleva. Non so da cosa dipenda posso provare magari a spegnere alcune cose che pescano dal wifi, sperando che si annulli questo problema. Poi fatemi sapere se il video sta ancora andando. Grazie Francesco, sei troppo buono, sei veramente troppo buono. Ho minore considerazione di me stesso. Basta refreshare e vai tranquillo. Devo refreshare la pagina? Ok, boh. Non lo so. Ora è tutto bene. Perfetto, mi fa piacere. Ragazzi, quando siete stanchi fatemelo sapere, perché io avevo pensato un'ora di streaming, ma insomma, vi vedo attivi, vi vedo felici e la cosa mi fa più che piacere. Cosa stavo dicendo? Sì, degli abiti non necessariamente dovrebbe essere una cosa necessariamente atavica. Cioè, se vogliamo fare questo tipo di discorso, paragoniamo gli abiti dei nuragici, ad esempio, agli abiti delle altre popolazioni del Mediterraneo. Una cosa interessante a livello, adesso Cesare ha parlato della mostra, è che la placca pettorale che noi vediamo negli arcieri nuragici è stranamente somigliante a quella dei guerrieri villanoviani. Perché? Questo è un tipo di paragone che secondo me ha un valore. Poi che, non lo so, in Grecia e in Sardegna gli abiti siano più o meno uguali intorno al 1800, potrebbe non significare niente, potrebbe significare che c'è stato uno scambio culturale o che quella era la moda del tempo nel 1800. Abbiamo già parlato di questa colonia di
di greci, realmente di greci, che mi pare si fosse insediato a Montresta o un altro paese nella zona, non ricordo quale. Quindi non necessariamente dobbiamo vedere delle somiglianze, ad esempio, di periodi storici come un qualcosa che poi deve essere per forza fatto risalire, non so, all'età del bronzo e quindi agli spostamenti delle popolazioni in antichità. Ad esempio, la leppa sarda, un'arma utilizzata, diciamo, tra il 1500, attestazioni reali ne abbiamo nel 1600. Certo, c'è anche la questione della convergenza evolutiva. Un pesce e un delfino, uno è un mammifero, uno è un pesce, però nuotano entrambi con pinne, insomma, anche la pelle si è evoluta nello stesso modo. A volte certe somiglianze che trovo anche in certi libri che ho letto sulla Sardegna, per me non vogliono dire niente. E poi, esatto, come ha detto Flizzard, io da naturalista, perché ho una base da naturalista, ho bene in mente la questione della convergenza evolutiva e anche, insomma, che da una determinata cosa poi magari vengono dimostrate altre, ma non è detto che poi questa equivalenza sia necessariamente reale. Nel senso che l'immagine della sacerdotessa sarda ricorda l'immagine che abbiamo comunemente delle streghe col cappello a falda larga e alta. Beh, questa cosa è interessante, ma non per altro, perché nell'età del bronzo in Europa quel tipo di cappello era abbastanza diffuso. Sembra visibile anche in altri bronzetti, ad esempio dalla Danimarca, se non ricordo male, e sono stati trovati anche in lamina. Okay, Manu, grazie. Ma sono stati trovati anche in lamina e in altre località, ad esempio in Germania. Quindi chissà che non sia quel tipo di copricapo. Poi effettivamente sembra il cappello di Gandalf, però ovviamente stiamo usando un metodo di paragone moderno, il cappello da strega. Sarebbe interessante fare una ricerca su dove si è originata effettivamente questa immagine della strega tradizionale, che è un po' anche come l'immagine, non so, di Babbo Natale, che ha poi una spiegazione, una radice su San Nicolaus, eccetera, eccetera. Comunque, ritornando in topic, buonasera. Scusate se perché ho saltato delle domande, ora sto ritornando indietro, facendo un casino. A differenza da altre culture, l'uso della lancia è meno rappresentato nell'iconografia nuragica, è solo un'impressione. No, non è un'impressione, è esattamente così. Perché nei bronzetti nuragici ci sono pochissime lance? Questa spiegazione io l'ho data nella tesi e forse anche nel libro in Gherresi, ne avevo parlato proprio ponendo la questione perché ci sono così poche lance rappresentate nei guerrieri, se i bronzetti nuragici rappresentano tutti i diversi guerrieri dell'ipotetico esercito nuragico. Ho fatto anche delle presentazioni su questa cosa, forse un decennio fa, no, forse anche sì, ai tempi in cui ero nell'associazione di revocazione. Insomma, la spiegazione secondo me è la seguente, detta in breve. Le rappresentazioni nuragiche non sono rappresentazioni di tutti i personaggi della società nuragica, cioè non sono rappresentazioni di popolani, di pastori, non lo so, non tanto di offerenti perché sono offerenti, di donne del popolo, ad esempio il fromboliere, l'arciere, il guerriero con la spada, cioè alcuni hanno proprio fatto questa cosa. Hanno messo il soldato con lo scudo, poi c'era l'arciere, poi c'era il fromboliere, eccetera. Questo è il motivo proprio con cui ho iniziato a scrivere Guerreris. Cioè Guerreris è nato con l'idea di capire che tipo di esercito ci fosse, un tipo di combattimento e varianti del tema in epoca nuragica. E quello che ho capito dopo un decennio che lo stavo scrivendo, perché sono appunti che ho iniziato almeno nel 2002, qualcosa del genere, che poi ho migliorato grazie all'esperienza di rievocazione storica, di scherma, di archeologia sperimentale, e che ho
perfezionato ancora da archeologo, da naturalista, studiando antropologia, controllando i traumi, visitando anche altri musei, non solo regionali. Sono andato a vedere ad esempio le spade nuraghe che ci sono a Torino, che ci sono a Roma, che ci sono ad Alba. Insomma, Guerrieri era nato con l'ipotesi di studiare tutte queste un po' come un Osprey. Non so se leggete gli Osprey, io ne sono un po' fan, sono dei bignami quasi della rievocazione del combattimento, dell'oplologia. Avevo iniziato con quest'idea e dopo 2 o 3 anni che lo stavo scrivendo ho capito che dovevo riscrivere tutto. L'ho ripreso e l'ho riscritto da zero, perché l'idea che sino a quel momento avevo mandato avanti non era corretta. Cioè, nel momento in cui mi sono reso conto che non c'erano frombolieri, non c'erano lancieri, non c'erano la parte proprio della fanteria più basilare, che in realtà formava gli eserciti antichi, ho pensato: ma che cosa sto andando a descrivere? Stavo andando a descrivere quello, attualmente la mia ipotesi concorda anche con l'ipotesi di alcuni archeologi come professor Tronchetti e altri, che siano la rappresentazione di figure elitarie. Non stiamo rappresentando il pastore, stiamo rappresentando, anzi stiamo vedendo il capotribù probabilmente in armatura, il capotribù probabilmente offerente, il capotribù seduto sullo scranno a fare una libagione, non il cuoiaio, non il pastore, con tanto rispetto per la figura del pastore. Insomma, mio nonno è stato pastore, quindi non potrei mai rigettare la cultura di cui noi siamo, sotto un certo aspetto, figli. E anche perché poi, in fin dei conti, era una frase che si veniva, ad esempio, si appellavano così, i Wanax erano pastori di genti, i re micenei. Quindi, insomma, non tanto questa questione delle figure nuragiche, cosa stiano rappresentando? Personalmente stanno rappresentando figure di elite. E la scoperta del pugnale nel guantone dei pugilatori conferma quest'idea, perché quel pugnale lo troviamo in tutte le raffigurazioni, ad esempio di offerenti, cosiddetti popolani, i capotribù ce l'hanno sempre al petto, eccetera, eccetera. Quindi trovarlo poi nei cosiddetti pugilatori è la conferma, al contrario, che quelle figure non sono generiche rappresentazioni, come hanno scritto alcuni che hanno fatto anche libri sull'argomento, di disegni, eccetera, istantanee della società nuragica. Assolutamente no. Nel mondo antico le forme d'arte erano rappresentazioni che avevano uno scopo. E qua dalla regia la mia compagna che ha studiato beni culturali, ha studiato storia dell'arte medievale, romana e fino all'epoca contemporanea, se non sbaglio. L'arte è diventata verista e rappresentativa anche dei ceti minori solo in periodi molto recenti. In antichità era ad esclusivo appannaggio del sacro, delle figure di potere o comunque doveva veicolare un messaggio. Quindi che nell'età del bronzo il pastore avesse un benessere tale da poter permettere di autorappresentarsi è veramente risibile come idea, perché con quel bronzo, a differenza del ferro, il bronzo per fare una statuina può essere impiegato ad esempio per fare una punta di lancia, con cui difendersi, con cui andare in guerra. Può essere utilizzato, cioè un tanto così di bronzo per fare una statuina può diventare un tanto così di punta di lancia, può diventare un coltello per lavorare. E al tempo avevano coltelli in bronzo, anzi i coltelli nascono proprio con il bronzo recente più o meno. Prima usavano pugnali. O altri strumenti, ad esempio da taglio, in selce, in ossidiana, eccetera. I coltelli in rame in realtà sono dei pugnaletti più che altro. E quindi pensare che questi qui, che ognuno, che il popolano, che l'umile, come l'ha chiamata Lilio se non sbaglio, l'acquaiola, potesse permettere di avere quel benessere economico da trasformare il bronzo, che è una lega di rame e stagno, che va cavato dalla roccia, va tirato fuori dalla montagna o va cercato nel fiume sotto forma di deposito secondario, che poi doveva essere dato a il fusore, il calcheuta, e questo qui lo doveva
trasformare in una raffigurazione. Io faccio queste cose, realizzo spade, realizzo i bronzetti, realizzo, vabbè, anche le armi, le armature. Vi assicuro che fare di queste cose è complicatissimo. A volte dopo comunque anni e anni che facciamo queste cose e tuttora a volte per un errore magari stupido non esce una riproduzione, ma veramente a volte non si capisce neanche perché non è uscita. È un po' lo scopo dell'archeologia sperimentale quello. Cioè, ad esempio, non so se da poco avete visto in televisione mentre stavano realizzando una campana in bronzo, nel noto programma, insomma, che danno quando è il sabato? Non mi ricordo quando è. Eh sì. Oh, il venerdì sera. E beh, c'erano i tizi che facevano, non lo so, il segno della croce, che tiravano il Padre Nostro. È una cosa, la realizzazione del bronzo, nell'epoca del bronzo e anche poi del ferro, era una cosa esclusiva appannaggio di queste forme borderline che erano i metallurghi, che erano un po' stregoni, un po' pazzi, anche se guardate le raffigurazioni delle divinità che realizzavano le cose in metallo, nella mitologia nordica, i nani che forgiano il martello di Thor, o la lancia di Odino, Efeso Efesto, in quella greca e poi in quella romana, erano sempre figure un po' strane, un po' borderline, e lo sono anche in altre culture, ad esempio africane. Quello che lavora i metalli spesso è al bordo del villaggio, ma non perché fa puzza e fumo, è perché è una figura comunque, lui stesso a volte si isola perché non vuole che gli altri copino le sue conoscenze, come ad esempio si faceva sino al 1800, quando il mastro ferraio mandava via il garzone di bottega perché non voleva che imparasse a fare la tempra o il rinvenimento, che comunque chiudevano tutto. Cioè sono cose, ritornando in tema, sono cose estremamente elitarie, tant'è che presumo, e l'ho scritto nella tesi, che quelli che realizzavano poi queste sculture, queste statuine, erano in qualche modo associati a queste figure elitarie. Cioè non so se fossero loro stessi le figure di comando, come ad esempio avveniva nell'età del rame, in cui i capi sembrano essere stati anche i fusori, ed è stato ipotizzato sulla base del rinvenimento delle forme di fusione, ad esempio anche in Sardegna, ad Angelo-Urruio, ma anche in Gran Bretagna, dentro le tombe di questi personaggi. Quindi probabilmente il fusore era anche quello che poi era il capo. Beh, ha un senso perché sapeva realizzare le armi, quindi in un periodo in cui era l'unico capace di fare quello, ha un certo senso. Quindi, ritornando ai bronzetti, personalmente, figure di comando. Quindi non è la rappresentazione di tutte le fasce della popolazione, ma solo quelle più alte, è la rappresentazione probabilmente dei guerrieri di rango, dei capi presumibilmente, almeno secondo la mia idea, in armatura, che si fanno raffigurare in questo modo, un po' come gli imperatori romani quando hanno la lorica, quindi tutta l'armatura addosso, oppure vengono rappresentati con la toga, e quello è sempre una forma di comunicazione non verbale che però ha dietro un significato allegorico molto importante per quel tipo di popolazione. Insomma, spero di avervi chiarito la mia posizione, il mio punto di vista. Ah. Beh, sì. Le launeddas sicuramente presumo fossero uno strumento utilizzato durante i combattimenti. Ehm, ehm, a parte questo, rispondendo a Flizzard, anche sì, i lancieri, allora, se noti nelle raffigurazioni del periodo invece fenicio-punico, ci sono tantissimi personaggi con lancia. Le divinità spesso hanno la lancia. Ed è una cosa che si vede, infatti i personaggi della bronzistica che hanno la lancia, o sono quelli del filone barbaricino mediterranizzante, di cui non si sa la cronologia, e che potrebbe probabilmente essere un po' più recente, oppure delle figure che sono rappresentate durante delle scene di caccia. Ad esempio, se pensi al bronzetto di Sorso, quello che ha il cappio, l'ariete o il muflone o quello che è, notare che lui ha le stesse corna dell'animale, cioè sul suo elmo ci sono le stesse corna che ha l'animale, e lo sta tenendo con il cappio e nell'altra mano ha la lancia. Un'altra rappresentazione di lancia è quella del bronzetto del nuraghe Cuccurada di Mogoro,
dove c'è un soldato, non è tanto un soldato, è una figura talmente piccola che non si capisce cosa sia. E sta colpendo con la lancia alle terre un cervo, e poi c'è anche un cane, minuscolo, è tipo una cosettina così, un bottoncino. In questo caso le raffigurazioni di personaggi armati di lancia in ambito nuragico sono legate a rappresentazioni di caccia. Quindi è chiaro che non stanno rappresentando invece, che ne so, lancieri di un esercito. Poi ovviamente siamo anche un po' carenti per quanto riguarda le iconografie, almeno quelle rappresentate, insomma, raffigurazioni, disegni. Sono pochissime, sono per lo più di carri o rappresentazioni che sembrano di scudi, ad esempio quelle del nuraghe Nurdole di Orani, ci sono rappresentati un paio di carri su un paio di lucerne, una da Villanova Franca, sì, e un'altra non mi ricordo da dove, e insomma sono cose abbastanza rare. Quindi insomma, l'argomento, per quanto ritengo, almeno per questa ipotesi, mi sembra la cosa più probabile, cioè che sia questo tipo di rappresentazione. Ok, siamo più o meno a un'ora di streaming, un'ora e mezza. Mi sa che raggiungiamo l'ora e mezza e la chiudiamo. E spero di rivedervi quanto prima. Rispondendo alle ultime domande, questa della Leonidas Yuban, spero di averti risposto. Secondo me sì, assolutamente. Era uno strumento che è rappresentato anche nel famoso bronzetto etifallico. Le triple pipes sono conosciute in tantissime parti del mondo, quindi che fossero già utilizzate al periodo e che facessero da contorno ai riti e anche ai combattimenti, che combattere vuol dire avere un ritmo solitamente. Infatti non so se avete mai notato, ma anche le prestazioni atletiche spesso, cioè è proibito l'uso di musica. Spesso i pugili si vede che si caricano ascoltando musica. La musica ti dà un ritmo nel combattimento e ti dà anche la carica, almeno personalmente, per fare performance migliori. Da quello che sapevo era proibito l'utilizzo, ad esempio, di cuffie piccole durante alcune pratiche sportive, perché è una forma, tra virgolette, di doping indiretto. Poi non so se sia un mito o se sia effettivamente così. Taratatam. Nel senso che l'immagine è stata sì, ok. Visto. Ok. Va bene, non vedo grandi altre domande. Grazie mille a tutti quanti. Siamo più o meno sulla mezz'ora, non ha senso aspettare l'ora e mezza spaccata. Vi ringrazio a tutti per essere stati qui, per aver fatto queste belle domande, sono molto contento. Spero di vedervi o di sentirvi quanto prima sul canale e niente, buona serata, grazie a voi, grazie, grazie Francesco e insomma ci vediamo presto. Grazie Salvatore, ciao. Allora, come vi dico sempre, alla prossima, ciao. Lo so Cesare, è difficilissimo, è difficile anche rispondere. Ciao ragazzi, buona serata.